Oltre 700 imprese italiane e 123 in Veneto. Sono quelle che investono in arte e cultura per aumentare fatturato, produttività e competitività. Lo certifica lo studio Economia e Bellezza commissionato da un istituto bancario veneziano. Secondo l'analisi, investire nell'arte e nella cultura incrementa la concorrenza tra piccole e medie imprese e genera un cambiamento sia all'interno delle aziende sia nelle realtà esterne ad esse collegate. Tra gli obiettivi c'è anche infatti il miglioramento dei rapporti con il territorio e i dipendenti attraverso la creazione di progetti culturali, iniziative ed eventi artistici. Per riunire e mostrare tutte le idee progettuali nel campo della cultura, della creatività e dell'innovazione, Banca Ifis ha creato un'app specifica. Proprio tramite l'applicazione è possibile prenotare, ad esempio, la visita al Parco Internazionale di Scultura che si trova all'interno dei giardini di Villa Fustenberg a Mestre, sede dell'istituto. L'esposizione cambia di anno in anno con l'aggiunta di nuove opere. Attualmente sono 24 le sculture di 14 maestri dell'arte contemporanea italiani e internazionali in mostra. Io sono qui alla Direzione Generale Creatività ormai da 10 anni, mi sono occupato ovviamente di tutti gli aspetti, dall'arte all'architettura alle imprese creative, e adesso mi occupo esplicitamente di arte contemporanea e fotografia. Ma devo dire che nell'arco di questi 10 anni posso, come dire, veramente aver toccato con mano quanto il nostro lavoro stia diventando significativo rispetto al rapporto tra pubblico e privato e soprattutto rispetto alle ricadute che questo rapporto ha sul sistema culturale, sul sistema creativo. Inizialmente devo dire che immaginare di poter collaborare con banche, con fondazioni, sembrava quasi come dire, una chimera un po' lontana. Invece oggi, l'incontro di oggi testimonia quanto questa interazione non soltanto è come dire, strategica, ma è necessaria. Ecco, se sicuramente in questi anni sono stati fatti degli avanzamenti su queste tematiche, soprattutto va segnalata che questa, come dire, questa convinzione, ma anche questa determinazione a ritenere che l'apporto del privato nel sistema culturale italiano, nell'ecosistema, come ha detto appunto il Presidente, non soltanto dell'impresa, ma anche della cultura, sia un dato ormai necessario e inequivocabile. Quindi non è soltanto la Direzione Generale Creatività che si è aperta a tante collaborazioni, ma anche il Ministero della Cultura tout court. Del resto il tema del mecenatismo fa parte del nostro DNA, è nella nostra storia, è evidentemente, come dire, un portato culturale che ci caratterizza, e devo dire che mutando forme nel corso dei decenni diventa oggi davvero una chiave di svolta per il miglioramento complessivo della nostra società. Mi piace segnalare che le nostre, come dire, azioni, penso appunto ai bandi con cui sosteniamo le produzioni artistiche contemporanee, da Italian Council al piano per l'arte contemporanea, al piano strategico per la fotografia, hanno allargato moltissimo l'orizzonte di collaborazione, non soltanto verso appunto il terzo settore, ma anche verso le cooperative, verso tutto un sistema privato che prima, diciamo, in qualche modo aveva difficoltà ad interagire con la nostra realtà istituzionale. Restano ancora ovviamente molti passaggi da compiere, molti avanzamenti, però per esempio penso al protocollo che abbiamo stilato con le fondazioni, col Comitato Fondazioni di Arte Contemporanea, che fino a qualche anno fa era impensabile. E quindi, diciamo, attraverso queste collaborazioni noi ovviamente dimostriamo non soltanto la necessità di come dire, di questa interazione pubblico-privato, ma soprattutto quanto questa interazione faccia bene, sia davvero, come dire, un fattore di crescita per tutta la nostra società. Vorrei provare soltanto però, e mi sembra un po' utile, a segnalare delle tematiche che condividiamo certamente, voi come banca e noi come, e quindi diciamo il sistema delle aziende, il sistema delle imprese, con le nostre azioni e con la nostra mission istituzionale. Penso per esempio al tema della formazione, è un tema, parlavamo appunto della necessità attraverso anche le residenze, no? Di lavorare sulla formazione dei giovani, sulla formazione dei talenti. Penso al tema per esempio
del sostegno all'internazionalizzazione della produzione creativa italiana, al tema della conoscenza del nostro patrimonio. C'è poi tutto un lavoro che voi già state compiendo attraverso anche l'istituzione del Parco di Sculture, dedicato per esempio alle questioni della fruizione, della valorizzazione e anche della cura di questo patrimonio contemporaneo. Un tema inoltre, secondo me, molto importante, che ci vede sicuramente collaborare con grande attenzione, è il tema della costruzione delle carriere artistiche, delle carriere creative. Sappiamo quanto il nostro sistema sia come dire, abbia delle criticità in termini di competitività internazionale, e quindi collaborare su questo fronte è sicuramente un altro elemento molto importante. Infine, e voi lo state dimostrando, c'è stata già appunto la precedente giornata dedicata anche ai temi del restauro del contemporaneo, i temi della manutenzione e della cura e della conservazione di questo patrimonio a cui voi state dando, come dire, un impulso davvero straordinario. Mi sembra che anche su questo abbiamo molti protocolli da condividere. Un'ultima questione mi sembrava importante. Su un'ultima questione mi sembra importante soffermarsi. Voi oggi presentate questo studio importantissimo che si chiama appunto dedicato all'economia della bellezza, no? E pensiamo che economia e bellezza fino a pochi anni fa erano due termini assolutamente inconciliabili. Il settore economico e il settore, come dire, dell'estetica o comunque della creatività sembravano totalmente differenziati. Ebbene, io invece credo fortemente che il vostro studio vada proprio nella direzione di confermare quello che stiamo dicendo nel corso e che diremo nel corso di questa giornata. E mi sembra molto importante anche sottolineare quanto, al di là di tutte le ricadute economiche, che pure sono per un'impresa assolutamente importanti e centrali, come ha già detto appunto il Presidente, io credo che il tema davvero centrale sia la ricaduta sul benessere della collettività. E lì dove parliamo di benessere lo intendiamo appunto in un'accezione ampia, quindi non soltanto il benessere all'interno dell'azienda, ma anche il benessere appunto del contesto in cui quell'azienda opera. È inevitabile, insomma non lo diciamo noi, non lo dite voi per la prima volta, che questa condizione di benessere migliora le performance, migliora i risultati, determina una grande consapevolezza da parte di chi opera nei vari settori produttivi, soprattutto anche in termini motivazionali. Sentirsi parte di una comunità, sentirsi parte di una crescita collettiva è indubbiamente una spinta straordinariamente importante per migliorare appunto il contesto. Mi sembra che, insomma, ne abbiamo anche poi parlato nelle nostre tante interlocuzioni, che ora a questo punto credo sia molto importante lavorare insieme, lavorare soprattutto insieme per costruire le modalità più efficaci di questa interazione pubblico-privato. Io, vi confermo pienamente la nostra disponibilità ad essere, come dire, al vostro fianco, non solo come supporto, ma anche come soggetti che devono imparare tanto anche dal sistema privato e dal sistema aziendale, per cercare insieme, all'interno del quadro normativo ovviamente così costituito, quali possano essere le modalità migliori per sostenere insieme la creatività intesa e quindi la bellezza intesa come valore collettivo. Due mondi quindi a confronto, quello economico e quello della bellezza, per valorizzare il patrimonio artistico e culturale. Secondo la ricerca, le oltre 700 imprese italiane che investono in arte e cultura generano 192 miliardi di euro di fatturato e hanno una produttività 1,4 volte superiore rispetto ai competitor. In Italia 18 regioni su 24 hanno imprese che sono interessate a realizzare progetti in ambito artistico-culturale. Tra le prime il Veneto, con 123 aziende che investono nell'arte.
Tra i settori analizzati, il più vivace nella promozione di progetti culturali, iniziative ed eventi artistici, quello bancario. Secondo l'analisi, in Italia 16 gruppi finanziari hanno adottato in modo strutturato e continuativo progettualità e iniziative in ambito artistico. Il 68% incentiva iniziative per consolidare il rapporto con il territorio, il 20% utilizza l'arte per comunicare e coinvolgere i propri stakeholders, il 12% infine considera tali progetti come strumenti di innovazione e stimolo creativo.